Despa Stadium di Bisconte, 25esima e penultima giornata della regular season del campionato di prima categoria siciliana. Per il girone D ad affrontarsi Atletico Messina e Città di Calatabbiano, formazione di Mister Naccari con 8 lunghezze di vantaggio proprio sugli avversari odierni, che vuole allungare. Con eventuale vittoria potrebbe di fatto ipotecare la promozione, andando a 11 punti dalla formazione di Mister Luito, che di contro, dopo l'ultima vittoria contro la già promossa Valdinisi, vuole mantenere accese le chance di qualificazione all'appendice playoff di fine stagione. Fanno il loro ingresso in campo le due formazioni, gli ordini, il direttore di gara Emanuele Orlandi, la sezione di Siracusa completo azzurro con calzoncini bianchi per gli ospiti del Calatabbiano, inusuale maglia verde con calzoncini neri per l'Atletico Messina. Si contendono qui il primo possesso dei due capitani, Bonanno da un lato e Barresi dall'altro. Solito 4-3-3 per l'Atletico Messina con la Fauci tra i pali, linea difensiva con Insana, il nostro Cucinotta e Bonsignore. In mediana ci vanno Bonanno, Calapai e Nicocia, tridente con Pagliaro, De Tommasi e Soué. Siamo già al film di questa sfida, che si apre dopo 2 di gioco con la prima offensiva del Calatabbiano. Qui è Rizzo che trova l'imbucata giusta per lo Iacono, che si presenta a tu per tu con la Fauci. Si alza però il braccio destro del direttore di gara Orlandi, ravvisata posizione di offside. Questo però è un abbaglio per il fischietto Aretuseo. C'era Insana infatti in alto a sinistra del nostro videoschermo, che teneva in gioco il numero 11 della formazione ospite. A un ordine di cronaca comunque una gran parata di La Fauci. La reazione dall'altro lato dell'Atletico Messina al settimo sugli sviluppi della rimessa laterale. La gittata lunga di Calapai va a pescare a testa di Soué, che non riesce a imprimere forza al proprio tentativo. Qui la sventagliata del Bonsignore va a trovare De Tommasi, la sua percussione, il suo blitz in area di rigore, però si alza ancora una volta il braccio del direttore di gara, ravvisata anche in questa occasione posizione di offside. Ci prova allora sugli sviluppi di un piazzato il Calatabbiano col proprio specialista Barresi, decide di andare sul palo di La Fauci e per poco non stava per trovare la deviazione del proprio allenatore giocatore Eugenio Luvito. Servono allora gli strappi di Osman Soué, che ci prova sul binero destro a prendere il fondo. Il suo tentativo si spegne però sull'esterno della rete al quarto d'ora. Partita piacevole, si affrontano a viso aperto le due formazioni. Al 17esimo è Barresi a scodellare sul secondo palo, è uno schema, si stava per trovare Riccina tutto solo sul versante opposto, non è riuscito però a correggere verso la porta difesa dalla Fauci. Prova a fare allora tutto da solo De Tommasi al 22esimo, prende il centro del campo, la sua bordata termina di un paio di metri alla sinistra della porta difesa da Vecchio. Minuto 36, ancora Atletico Messina in avanti. Soué fa da sponda per Pagliaro, che ci prova col destro, che non è il suo piede e si vede, non riesce infatti a inquadrare la porta difesa da Vecchio. Ci riprova la formazione del Calatabbiano all'altro lato sugli sviluppi di un piazzato affidato a Omar Fatti, che va a foglia morta sulla barriera, non impensierisce più di tanto il portierone biancazzurro Nino La Fauci. Termina così la prima frazione di gioco, un Città di Calatabbiano che ha letteralmente azzannato la partita, mettendo in campo molta aggressività, concentrazione, attenzione. Atletico Messina che invece è uscito alla distanza. Tornano in campo le due formazioni nella ripresa con gli stessi 22. Atletico Messina che ci proverà ora sì a far sua la partita, 3 punti che potrebbero valere una promozione. E Pagliaro a toccare il primo possesso di questa ripresa. Si inizia subito con un cambio al 55esimo, infatti Gulletta va a prendere il posto di Nonosto sul binario destro difensivo. Qui la sventagliata, la palla per Pagliaro, salva tutto però la retroguardia del Città di Calatabbiano. Ancora Atletico Messina in avanti, qui Soué prova a districarsi, la palla poi termina sul destro di Pagliaro, che ora sì che può colpire alla rete, ma c'è Riccina tutto solo sulla linea di porta, che riesce a sgomberare l'area di rigore. Ghiotta occasione per l'Atletico Messina, che ci riprova questa volta con Calapai, palla per Cucinotta che fa da torre, si deve immolare Vecchio. Questa la più ghiotta chance della partita dell'Atletico Messina, sulla testa del magico Emanuele Cucinotta, che aveva prolungato sul secondo palo, non ci è arrivato Pagliaro, si è immolato. Invece il numero 1 è classe 94 Vincenzo Vecchio, doppio cambio nell'Atletico Messina, dentro Cenci e Libro rispettivamente per Nicocia e Pagliaro al 64esimo. 2 minuti più tardi ennesima gettata lunga di Calapai, che stava per pescare la testa di Soué, che si era insinuato tra una serie di maglie azzurre, non riuscendo però a correggere il rete. Minuto 70, prova a farsi vedere allora Marco Libro, serve una delle sue giocate, ci prova sui sviluppi di questo piazzato, il suo fendente termina però largo alla destra della porta difesa da Vecchio. 3 minuti più tardi allora è Cenci a raccogliere questo pallone praticamente al limite dell'area di rigore, battere a rete trovando la deviazione di Luvito dagli sviluppi del corner che ne consegue. Palla di Bonanno sul secondo palo, dove c'era Cucinotta, ancora una volta un imperioso Vecchio ad allontanare la minaccia per i suoi. Ghiotta occasione dall'altro lato anche per il Città di Calatabbiano, infatti
Al 74esimo prima però verrà espulso per proteste il capocannoniere della formazione ospite Salvatore Cantarella. Lamentava un'eventuale cintura di Calapai ai danni di Loiacono. Non se l'è fatto dire due volte il direttore di gara Orlandi, che ha mandato anzitempo il numero 7 ospite sotto la doccia. Si prosegue in inferiorità numerica per la formazione di mister Luvito. Intanto un cambio con Sfameni e prende il posto di Bonanno, e Cucinotta che va a fare la seconda punta al fianco di De Tommasi. Intanto ancora da battere il calcio di punizione affidato a Barresi, e mette il pallone all'altezza dell'area piccolo sul quale si stava avventando Luvito. Stava per anticipare la Fauci in uscita, non è riuscito però a trovare lo specchio della porta. Ultimo cambio con Andò, che ritrova il rettangolo verde al posto di Insana. Trazione ultra offensiva ora per l'Atletico Messina, che ci prova alla disperata nel finale. Un'ultima sventagliata di Bonsignore, all in the box, la palla la prende sempre il magico Cucinotto, che ci prova con questa spizzata però troppo centrale per impensierire Lovecchio sul rilancio che ne consegue di La Pauci. Termina così al Despa Stadium, triplice fischio e game over. Si dividono la posta Atletico Messina e Città di Calatabbiano 0-0, probabile rinvio a un eventuale finale playoff. Occhio però, perché nell'ultima sfida a far visita al Città di Calatabbiano c'è la Promende, che ora dista appena 10 lunghezze dalla formazione del presidente Brazzante e vorrà mantenere anch'essa viva le chance di qualificazione ai playoff. Atletico Messina che invece farà visita dopo Pasqua alla Polisportiva Sant'Alessio. Un saluto allora da Claudio Costanzi e da tutta la Wii Sport, che come al solito vi rimanda al prossimo servizio.